è un problema sociale molto, molto grave. È un momento storico particolarmente difficile perché la pandemia sicuramente non ha aiutato a risolvere queste condizioni. A livello locale, strutture, secondo me, soprattutto a muovere, come si dice sempre, i politici che ci diano una mano in queste situazioni. È un problema grave per quei disgraziati che non sanno dove fermarsi e dove poter essere accolti. Ecco, ma come risolverlo? Non saprei dirle, guardi, devono essere le associazioni, deve essere il comune che deve assolverlo. Anche in questo momento c'è tantissima gente che è distrutta e messa male. Auguriamoci che qualcosa si possa fare. Non è giusto comunque che bivaccano nei vari posteggi, nei vari Super Monteberico, nei portici. Quelli che non sono in regola li manderei, ha capito dove? Al suo paese. Ecco, come sarebbe giusto. Bella domanda. Ci sono gli ammortizzatori sociali e suppongo che chi non vada a rivolgersi ai vari Caritas eccetera è perché non voglia farlo. Esistono, quindi non si possono nascondere e quindi secondo me deve essere lo Stato inteso come territorio, ecco, a prendersene carico. Per me innanzitutto dovrebbe essere qua il comune a pensarci. In linea di massima la regione per il Veneto, perché basta solo un po' di buona volontà. Di organizzazione. Così come basterebbe un po' di buona volontà alla vaccinazione di quelle persone là, Ecco, intanto che sono pericolose per sé e per gli altri. Penso siamo delle case di accoglienza essenzialmente, perché queste persone se vuoi tirarle via dalla strada devi dare un posto dove collocarle. Ritengo che una casa accoglienza. Il punto è che mi dicono che si rifiutano, non sempre, ecco, bisognerebbe un pochettino cercare di agire in modo da fare in modo che possano poter frequentare strutture più protette.